Si è parlato anche della riqualificazione del centro commerciale Il Borgo alla Mandria nell'incontro con i cittadini tenuto da Massimo Bitonci avvenuto questa sera presso lo stesso complesso. Sin dalla sua costruzione il centro commerciale ebbe problemi e ora con quasi tutti i negozi sfitti è lasciato a se stesso. Ripartire dalle periferie anche migliorando questa realtà è possibile. Gli interventi dell'ex sindaco Massimo Bitonci iniziarono ancora quando era sotto mandato e nel caso venisse rieletto continuerebbe la sua battaglia per la sicurezza e la rivalorizzazione di questo luogo. Sviso Channel News, quartiere Mandria, Padova.